che perde più dei 2/3. Giancarlo Galan si candida con dispiacere, dice, a sostituire Silvio Berlusconi alla guida del PDL. La candidatura dell'uomo che ha costruito Forza Italia in Veneto non gode comunque dell'unanimità all'interno del partito. Lei sa che io sostengo quel giovane sindaco di Pavia, Alessandro Cattaneo, l'abbiamo portato in Veneto proprio 15 giorni fa, che abbiamo fatto un grande incontro con 1200 persone per chiedere le primarie. Nella vita non si corre sempre per vincere, si corre per dire qualcosa di importante, se poi questo è compreso si può anche vincere. Il problema è quando non c'è la sfida. Largo quindi ai formattatori? Galan non è l'unico candidato veneto alle primarie PDL, ha detto al nostro telegiornale il coordinatore regionale del partito Alberto Giorgetti. È l'ora di cambiare, ribadisce Sernagiotto, basta con chi prima nel suo comune, poi in regione, poi magari a Roma, occupa cariche da troppo tempo. Un messaggio nemmeno troppo velato a Galan? Non ci si può ripetere per 40 anni nella stessa istituzione, non si ha più nulla da dire, 10 anni è il tempo giusto. E vede, se uno fa 10 anni il sindaco, 10 anni in regione, 10 anni a Roma, 10 anni a Bruxelles, sono 40 anni, basta così, cosa dice?